Dopo lunghe trattative siamo arrivati ad un accordo. Stiamo provando a cambiare le cose. I risultati li vedremo nel lungo periodo. Con queste parole l'assessore Mimmo Fontana ha dato inizio alla conferenza stampa di stamane svoltasi al comune di Agrigento. Incontro chiarificatore sull'adozione della raccolta differenziata. Saranno previsti vari step per l'attuazione dell'iter. Si partirà con le periferie, Villa Seta e Monserrato, per poi coinvolgere il villaggio Mosè e San Leone ed infine il centro città. Sul piano dei costi, continua Fontana, il tutto verrà compensato ed ammortizzato nel corso del tempo. È necessaria la collaborazione dei cittadini. La raccolta differenziata ad Agrigento è una grande campagna di sensibilizzazione. Quali saranno gli step previsti? Gli step previsti sono il primo, quello delle utenze non domestiche, quindi attività commerciali, imprenditoriali, artigianali e uffici. Il secondo riguarderà i quartieri di Villa Seta e Monserrato, il terzo Villaggio Mosè e San Leone e l'ultimo, che dovrebbe essere entro la fine dell'anno, il centro città. Noi, così come abbiamo fatto quando abbiamo scelto Fontanelle come quartiere campione, abbiamo deciso di partire dalle periferie più lontane per evitare che ogni volta si pensi che invece questa amministrazione, così come tante altre, privilegia il centro città rispetto alle periferie. Ovviamente questi step sono strettamente legati all'arrivo delle attrezzature, quindi dei mastelli che l'impresa sta acquistando. Gli step prevedono un inizio da settembre fino alla fine dell'anno. Noi confidiamo nella possibilità che invece si possa anticipare di almeno un mese, quindi partire da agosto e finire entro dicembre. Si parla di licenziamenti per alcuni impiegati per la nettezza urbana, ecco, cosa è in previsione? Ma intanto stiamo parlando di paventati licenziamenti ai quali io onestamente non credo, e non credo parlando di fatti, nel senso che mi risulta che già 10 posti liberi saranno occupati da 10 delle 14 persone in esubero da Agrigento nei prossimi giorni, quindi ci sarebbe un problema per 4 persone, ma ricordo a tutti voi che ancora oggi dei 20 operatori ecologici che necessitano a Licata ne sono stati trasferiti a Licata solo 8. Quindi teoricamente ci sono 12 posti disponibili, per non parlare del fatto che negli ultimi anni illegittimamente sono state assunte 39 persone per coprire i pensionamenti. E perché dico illegittimamente? Perché è necessario ricordare che la legge regionale sui rifiuti stabilisce che chi ha diritto a continuare sono solo quelli assunti prima del 31 dicembre 2009. C'è stato un successivo nel 2013 accordo di programma quadro tra Regione, ANCI, quindi tutti i comuni e i sindacati, che spostava al 31 dicembre 2012 questo termine, per proprio riuscire a recuperare tutti gli esuberi che si sarebbero formati nella Regione Sicilia. Bene, da quel momento nelle serre di Agrigento sono state fatte 39 assunzioni. Allora, se qualcuno non ha vigilato su queste assunzioni si assumerà la responsabilità del problema, ma ripeto, di un problema che ad oggi per noi non c'è, perché è un problema diciamo, che sarebbe tranquillamente assorbibile dalle necessità che oggi ha un solo comune, che è il comune di Licata.